Cominciamo da queste iniziative e quello che sta facendo il Comune di Paternò per rilanciare lo sport. Ma intanto in questo momento stiamo riprogrammando completamente quelle che sono tutte le associazioni per l'uso dell'impiantistica sportiva. Poi abbiamo organizzato anche lo Sport Day nel parco, lo sport per tutti, per tutte le fasce di ragazzi, di giovani, di ogni classe sociale e con ogni tipo di sport che pratichiamo nella città e che vogliamo fare praticare nella città. E questo grazie anche all'aiuto del CONI e in corrispondenza col CONI. Diciamo, il blocco di manifestazione si chiama Primavera dello Sport, parte a fine marzo solitamente e si conclude poi a maggio, quindi per quanto riguarda lo sport ho cercato di dare il massimo anche per aiutare per esempio le associazioni abbassando le tariffe degli impianti per cercare di far sì che questi potrebbero essere utilizzati al massimo, soprattutto perché io reputo, anche per quello che ho fatto nella mia vita, che i nostri impianti, forse non solo nella nostra città, non sono all'altezza dello sport che vogliamo esprimere. Che tipo di lavoro è stato svolto e magari se si può dire anche che costi ha avuto fare questo tipo di lavoro di restauro? Ma intanto su questa domanda devo immediatamente ringraziare quello che in questo momento credo sia il segretario generale, anzi sicuramente il segretario generale del Comune di Catania, Antonella Liotta, perché subito dopo il nostro insediamento abbiamo iniziato un lavoro di fino sul velodromo che io voglio chiamare Salinelle e non velodromo, perché lo sento mio in questa maniera, anche perché non ho mai avuto un velodromo, quindi esiste ma non è stato mai consegnato. Quindi c'è stato un anno e mezzo di lavoro per poter far sì che questo ritornasse al Comune di Paternò. Perché? Perché lo stato di degrado che viveva quell'impianto e tutta l'area limitrofa all'impianto faceva sì che la città è come se avesse una piccola infezione, come se un corpo avesse una piccola infezione. Lo stesso Malagò conosce come progetto, perché ne abbiamo parlato circa un mese e mezzo fa a Palermo, potrebbe essere un centro federale perché la logistica dell'aeroporto, della città di Catania, dell'impianto che diciamo è vicina all'altura perché ha l'Etna vicino, ma allo stesso mare, alle stesse saline, immagino i problemi degli atleti ai tendini e cose varie che mettono i piedi a 50 gradi in mezzo ai sali, per esempio. E l'impianto stesso si presta ad essere polifunzionale, perché una pista d'atletica, un campo in centro, con le 3-4 palestre che potrebbe ricevere, lo immagino in questa maniera. Questo è il sogno. Poi c'è la realtà, una bella realtà che è il Paterno Calcio, che ultimamente ci ha fatto una manifestazione di interesse, che in questo momento è semplicemente una manifestazione aleatoria, ma potrebbe diventare realtà perché vorrebbe investire e fare il nuovo stadio per riportarlo al calcio ed un centro eventi per manifestazioni nazionali. Cosa si sta facendo nel Comune? Ma questa è un'altra domanda che mi fai un assist impressionante, perché mi ricordo nel mese di febbraio-marzo un giornalista paternese ha svergognato la mia città portando Striscia la Notizia e facendo vedere quello che era una discarica a cielo aperto nella zona delle Salinelle. E subito dopo, anzi già da prima, io e il sindaco Mauro Mangano lavoravamo a quel progetto delle Salinelle perché puntiamo molto sul turismo a Paternò e quindi avevamo già un progetto, quindi non ci siamo lasciati andare, abbiamo continuato sul nostro passo e già nel mese di maggio le saline erano completamente ripulite, adesso sono chiuse al traffico e sono videosorvegliate da 10 telecamere e io proprio ieri ci ho portato 10 sindaci della Lettonia e così via, ci ho fatto anche il Vespa Tour siciliano e ho anche le immagini. Insomma, lo videosorveglio, ci sono dei controlli attivi che fanno i vigili urbani perché quella zona lì non è più la zona franca di Paternò, ma è la zona che dovrà portare non solo i turisti, però io penso se l'Etna è patrimonio dell'umanità e se dentro Paternò ho dei vulcani che anziché buttare fuoco buttano acqua, io lì ci devo portare una marea di gente. Certamente ai primi di ottobre riapriremo la Rocca alla città con degli appuntamenti fissi di 2 volte a settimana e poi l'apertura anche a domanda. Quindi vogliamo riaprire il castello, ma vogliamo fare un ragionamento con tutte le imprese, ristoranti, bed and breakfast, hotel che sono nelle nostre zone.
Sono loro che devono darci l'immagine. Cioè, faccio un esempio, io voglio andare su TripAdvisor, cosa trovo a Paternò? Voglio trovare belle recensioni, voglio trovare dei bei locali, cioè loro stessi devono prodigarsi per far sì che la nostra città cresca.